I turisti che stanno ritornando, i molti trevigiani che rimarranno in città, per loro il programma degli eventi estivi a Treviso, l'Estate Incantata 2021, si arricchisce. Avremo più di 100 eventi in oltre 40 piazze cittadine tra il centro e i quartieri, alzando ancora la qualità, eventi tutti gratuiti e quindi insomma direi che insomma, i trevigiani potranno sicuramente sia in centro o nei quartieri trovare delle serate, soprattutto all'insegna insomma, dell'allegria, della serenità, ovviamente in totale sicurezza. 4 mesi di appuntamenti, un nuovo festival di teatro al Del Monaco per sostenere le compagnie di professionisti a lungo fermi per il Covid, masterclass di street dance per i ragazzi e la gettonatissima rassegna Cine d'Epoca che in sinergia con il Museo Collezione Salce sarà dedicata a Renato Casaro e proporrà alcuni dei film che ha illustrato nelle sue locandine. Si comincia questo venerdì a Santabona in via del Galletto, ma in programma ci sono anche 3 proiezioni speciali con la macchina a carboni Victoria con pellicole arrivate direttamente da Cinecittà. Abbiamo approfittato dei mesi di lockdown proprio per lavorare insieme agli artisti e tutti i direttori artistici per poter partire veramente in bomba perché credo insomma, che mettere in piedi una rassegna così sia veramente qualcosa di importante. Insieme alle mostre appena inaugurate e alla stagione concertistica, l'Estate Incantata punta a dare subito alla città fresca di riaperture una spinta per ripartire. Calendario più ricco, ma per il comune la spesa è stata inferiore, poco meno di 90.000 euro, il resto lo fanno Camera di Commercio, associazioni di categoria, sponsor privati con accordi annuali o triennali. Come trevigiani possiamo essere orgogliosi di tutte le realtà che ci hanno supportato e soprattutto di tutti gli artisti che si sono messi a disposizione.